mia. Chi l'ha portata qui? Non lo so, era qui prima che arrivassi. Cos'è? È un problema. Oh, un problema. Sì, ma non è un mio problema. Vabbè, posso avvicinarmi a vedere? Perché lo chiedi a me? Ti ho detto che non è la mia scatola, ma io non te lo consiglio. Perché? Perché te l'ho detto, è un problema. E di chi è questo problema? Ti ho già detto che non lo so, era qui prima che arrivassi. Quindi non sai di chi è? No, e sinceramente neanche mi interessa. Ma qualcuno se ne deve interessare? Oppure questo problema rimarrà qui per sempre? Ma perché la fai così difficile? È semplice, guarda, il problema è lì e io mi metto così, così il problema non c'è più. Questo non ha nessun senso per me. Bene, tu dici che il problema non è tuo, ma non è nemmeno il mio. Allora, mi dici di chi è questo problema? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.